Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici, buongiorno, buon martedì, io sono Maria, sempre pronta ad accompagnarvi con le novità dell'oroscopo di questo nostro appuntamento quotidiano insieme a Radio.0, e quindi siamo pronti a partire in questo 6 dicembre, sempre più giornate dal clima, dall'atmosfera natalizia. Andiamo a capire se andremo a viverle con un po' più di relax. Lo scopriamo subito, andiamo a capire come si svolgeranno le prossime ore. Partiamo con i nostri 12 segni. Ariete, eccoci da voi. Se ieri avete lavorato sodo, difficile oggi svegliarvi al primo trillo della sveglia. Qui ci vuole proprio un buon caffè, bello forte. Ve lo meritate, quindi concedetevelo con calma. Difficile far capire subito ai colleghi che non siete disposti ad assumervi un carico maggiore. Avete già il vostro bel da fare e, diciamolo, vi basta. Toro, ad aprire il vostro martedì la luna che bisticcia però con Saturno, potreste quindi perdere del tempo prezioso oggi, ma dall'altra parte ci sono Nettuno, Plutone e Giove che vi daranno una mano a recuperare, quindi riuscirete a concludere tutto prima della fine della giornata, tranquilli. A parte un po' di timidezza, ve la potete cavare molto bene in una questione di cuore. Una battuta per rompere il ghiaccio e il vostro asso nella manica. Gemelli, non c'è tempo di riposarsi troppo a lungo per voi, dato che le cose da fare sono veramente tantissime. Potete però dedicare un po' dei vostri minuti all'organizzazione mentale, vi sarà molto utile per poi far scorrere la giornata più velocemente. Se il partner vi chiede una piccola pausa, non cominciate subito a pensare male, dategli fiducia e soprattutto ascoltate bene ciò che ha da dirvi. Cancro, amici, la luna oggi vi è amica e potenzia il vostro senso pratico. Quello che prima poteva essere un problema si scioglie come si scioglierà come neve al sole. Supererete l'ostacolo con grande facilità e maestria. Facile poi fare il primo passo se in una situazione siete mossi da sentimenti veri che non potete nascondere in alcun modo, altrimenti dovete ancora pensarci un po' su. Leone, la vostra giornata si apre con idee pratiche ma forse un po' poco promettenti, o almeno così potrebbe vederle qualcuno. Siete ancora sotto il tiro della distanza lunare, ricordiamolo con il vostro cielo, quindi proseguite con calma, con tranquillità. Vorreste subito una ricompensa per il vostro sforzo, chi non lo desidererebbe, ma invece forse dovrete attendere ancora un altro po'. Quello che ci vuole è pazienza. Martedì molto promettente invece per i nostri amici della Vergine. Prendete più spesso l'iniziativa, non fatevi mai scoraggiare nemmeno dagli ostacoli più grandi che sapete anche voi come superare. Anche se messi alle strette, date prova di agire correttamente senza mai farvi prendere dall'ansia. Bravi, continuate così. Bilancia, piccole paure per voi da superare con coraggio, con ampiezza di vedute. Non guardate solo quello che avete a un palmo di naso, questo intendiamo. Considerate tutto, un campo completo, globale. Se il traguardo poi vi sembra lontano, non ci pensate nemmeno ora per un istante a fermarvi. Muovete un passo e continuate così, con i vostri tempi. Scorpione, eccoci da voi. L'umore, diciamolo, non è proprio alle stelle oggi a causa dell'opposizione della luna. Ricordate che potete essere contagiosi sia con il vostro sorriso sia con la tristezza, quindi potete condurre un po' il mood generale, attenti. Non c'è bisogno di fare un discorso articolato o troppo complesso per farvi capire, parlate piuttosto con il cuore oggi, a cuore aperto. Sagittario, con voi oggi una persona che dovevate incontrare è ritardato solo di qualche minuto, ma offuscati dalla disarmonia di Mercurio con Giove non accetterete le scuse che vi ha proposto. Oggi siete irremovibili, giornata infatti piuttosto ingarbugliata per voi. Quando sarete giunti a questa sera proverete quella stanchezza che vi farà lanciarvi nel letto, ma prima un bel massaggio non farebbe male. Capricorno, eccoci. Con una persona speciale trovate subito un punto in comune da cui partire grazie anche al trigono della Luna e all'energia di oggi dell'amico Plutone. L'incontro quindi sembra promettente per tutti, che sia di lavoro, di cuore, semplicemente anche di amicizia. Oltre a pensare agli affari, però, d'altra parte, per quanto importanti, sottolineiamolo, concedete anche un po' di tempo alla famiglia che ha bisogno di voi, della vostra presenza, soprattutto in questi giorni. Acquario, amici, il tempo si sa non è molto e poi anche un po' tiranno, come si suol dire, per via della quadratura lunare con Saturno ancora di più, sembra scorrere molto più velocemente proprio quando ve ne servirebbe ancora e ancora di più. Un amico vi cerca e vi ricerca a più riprese, non state rispondendo ai suoi messaggi e chiamate già da un po', fate quasi finta di ignorarlo, ma cercate di rompere lo schema, in fondo a Natale, ricordiamolo, si è tutti più buoni. In chiusura poi non ci dimentichiamo dei nostri amici dei pesci. Il problema oggi potrebbe essere l'indiscrezione vostra o di una persona con cui avete a che fare. Meglio usare sempre molto tatto e savoir-faire. Sono gli ingredienti giusti per salvarsi in ogni caso. Per fortuna Nettuno e Giove poi ci mettono lo zampino e riuscirete a riprendervi da una battuta poco riuscita, di quelle che lasciano tutti in silenzio un po' pietrificati. Quindi attenti a come usate le parole oggi.
E tutto quindi anche per il nostro appuntamento con le novità dell'oroscopo. Il nostro martedì è appena iniziato, quindi noi ci salutiamo, una buona giornata a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0